grandi eventi siciliani, ma anche i grandi eventi che arrivano in Sicilia. In questo caso oggi a Isola Verde parliamo del G7, questa grande occasione per tutta Italia ma per tutta la Sicilia. Qui a Siracusa, all'interno della meravigliosa isola di Ortigia, il G7 e i rappresentanti del G7 si riuniscono e in questi giorni una grande occasione voluta dal Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e della Sovranità Alimentare per tutti i prodotti tipici anche della nostra terra. E allora comincia da qui il racconto di oggi speciale G7 di Isola Verde. In compagnia dell'assessore regionale Salvatore Barbagallo, una grandissima occasione, assessore, per la nostra terra. Il governo nazionale accende i fari sulla Sicilia e la Sicilia risponde presente con tutta una serie di prospettive molto interessanti. Ecco, la prima proprio è questo impegno che nel 2025 vedrà la Sicilia protagonista come regione gastronomica. Quali sono gli obiettivi che si intendono raggiungere? Beh, intanto una gran bella iniziativa e quindi ringraziamo sicuramente il Ministro Lollobrigida e tutto il Governo nazionale per aver scelto Ortigia per questa splendida manifestazione e la Regione siciliana ha fatto la sua parte. Il Governatore, il nostro Presidente Schifani assieme a tutti gli assessorati competenti hanno dato un grosso contributo alla riuscita di questa manifestazione e stiamo lanciando da Siracusa per l'anno 2025 la Sicilia Regione Gastronomica. Un riconoscimento che non è solo di carattere formale, è un riconoscimento che porterà non solo a far conoscere le eccellenze agroalimentari siciliane in tutto il mondo, ma una iniziativa, una rete di iniziative che consentirà attraverso le eccellenze agroalimentari di promuovere il turismo, i beni culturali, i borghi rurali, i borghi marinari, tutto quello che è eccellenza in Sicilia, il Made in Sicily, e che attraverso lo strumento delle eccellenze dei prodotti agroalimentari potrà veicolare in maniera migliore. È un circolo virtuoso in buona sostanza che si attiva e oggi però le nostre eccellenze purtroppo sono messe a rischio dalla siccità, grave problematica che tutti affrontiamo e paghiamo sulla nostra pelle, ma anche in questo caso la politica è pronta a dare delle risposte concrete e veloci, Assessore. Purtroppo la siccità del 2024 è stata talmente grave che è stato difficile intervenire, se non in pochi casi, come ad esempio il lago di Lentini, dove dopo 5 anni siamo riusciti a rimettere in funzione le pompe per distribuire acqua, ma in altri casi non è stato possibile sostituire le risorse idriche che sono mancanti, perché i volumi idrici sono talmente elevati che non c'è nessuna possibilità. Siamo intervenuti e stiamo intervenendo, il Presidente Schifani è impegnato in prima persona e per questo lo ringrazio, per dare sostegni finanziari, contributi alle imprese agricole. Comunque stare vicini alle persone in questo modo? Assolutamente sì, nell'immediato e nell'emergenza si deve operare in questo modo, ma proprio oggi in questo convegno organizzato dall'ANBI abbiamo discusso di come prevenire questa situazione, perché quando si verificano situazioni di questo tipo è già tardi, quindi dobbiamo prevenire. Questo lo faremo sicuramente rimettendo a posto una serie di infrastrutture idriche a partire dalle dighe, lo faremo ammodernando le reti irrigue, lo faremo grazie ai finanziamenti del piano idrico nazionale, le cui risorse verranno assegnate a breve con appositi decreti dal Vice Premier Salvini. Grazie veramente all'assessore Salvatore Barbagallo, che tra l'altro
abbiamo rubato a un convegno, quindi la restituisco immediatamente se impegni istituzionali. Grazie. Il racconto di Isola Verde continua. Grazie Assessore, buon lavoro. Arrivederci. La valorizzazione del nostro prodotto, del prodotto siciliano, non può non passare dai grandi must della nostra terra. Uno di questi, senza ombra di dubbio, è il pistacchio di Bronte, il pistacchio DOP di Bronte, e proprio qui a Ortigia, nel cuore della Piazza Duomo, incontro il presidente del Consorzio Pistacchio di Bronte, il dottor Enrico Cimbali. Buongiorno. Ciao, Enrico. buongiorno. Intanto grazie per il tempo che ci dedica. Pistacchio di Bronte, che è uno di quei must, ho detto prima, dai quali non si può derogare per il rilancio di questa terra. Ripartiamo dai nostri grandi prodotti, dottore. Ormai il pistacchio di Bronte è un'eccellenza della Sicilia, ormai un'eccellenza che è conosciuta in tutto il mondo, è un prodotto che non ha paragoni con gli altri pistacchi, perché la sua particolarità è che nasce proprio sulla lava della nostra Etna. Tutti lo vogliono imitare, però Non ci riescono. non possono riuscirci perché solo noi abbiamo l'Etna. E allora entreremo tra un po' nel dettaglio di tutto ciò, ma nel frattempo entreremo all'interno del Palazzo Comunale, perché proprio qui c'è una grande area espositiva dedicata al consorzio. Abbiamo un'area espositiva del nostro consorzio dove facciamo conoscere il nostro pistacchio con i trasformati che saranno il gelato, la granella. Li possiamo anche assaggiare? Certo. Tantissime curiosità, dottore Cimbali, che in questo momento mi assalgono, e una su tutte. Abbiamo accennato al fatto che il pistacchio di Bronte è pistacchio DOP come quello di Raffadali, ma qual è l'esatta differenza tra un pistacchio qualunque e il pistacchio DOP di Bronte? La particolarità del nostro pistacchio è quello che nasce su un terreno roccioso, cioè sulla lava della nostra Etna, e proprio per questo abbiamo avuto il riconoscimento DOP per questa particolarità. È vera o è leggenda la storia che il pistacchio si raccoglie ogni 2 anni, è vero? Da noi il pistacchio si raccoglie ogni 2 anni, è una cosa che si tramanda di generazione in generazione. Di generazione in generazione, perché raccogliamo soltanto negli anni dispari. Negli anni pari togliamo le gemme per non fare fruttare l'albero, e così l'anno di carica il frutto sarà un frutto forte, ancora più buono. Un prodotto più di qualità e anche più di quantità. Quali sono le nuove sfide che il Consorzio del Pistacchio di Bronte deve affrontare adesso, nel 2024, alle porte del 2025? Ma le sfide sono sempre quelle di fare conoscere sempre di più quello che è il nostro prodotto. Ormai siamo conosciuti in tutto il mondo e tutto il mondo ce lo richiede. Abbiamo un unico problema, che è quello che non riusciamo a soddisfare tutte quelle che sono le richieste del nostro prodotto. Senta, e a proposito di G7, a proposito di questa meravigliosa kermesse che vi vede protagonisti, cosa si sente di dire? Cosa sta accadendo in questi giorni qui a Ortigia? Credo che sia una grande occasione per la Sicilia, per i siciliani, ma anche per voi. Guarda, questa è una manifestazione che è molto importante. Si conoscono tutte quelle che sono le vere realtà e le vere eccellenze della nostra Sicilia, che sono tante, ed è giusto che si facciano conoscere sempre di più. Dottore Cimbali, io la ringrazio davvero per il tempo che ci ha dedicato, grazie davvero. Grazie a lei. Il racconto di Isola Verde qui in questo special G7 da Ortigia continua.
questa giornata così bella, così particolare, così coinvolgente, qui a Ortigia non potevano mancare le degustazioni. Siamo in compagnia del professore Giovanni Occhipinti e che proprio da poco ha terminato uno show cooking con i giovani, con i ragazzi, e perché oggi è molto bella questa unione. Avete portato i ragazzi del vostro istituto e con loro avete preparato un piatto solo con le eccellenze siciliane. Approfitto nel dire che noi siamo l'Istituto Superiore Archimede di Rosolini, che ha diversi indirizzi, tra cui anche l'Istituto come l'Istituto Alberghiero. I ragazzi su questi eventi riescono a motivarsi, a dare il massimo di loro. A noi piace trasmettere le tradizioni ma anche le innovazioni, e l'insieme delle due cose secondo me sono vincenti. Io ho visto in padella tutti i prodotti GP, DOP, tutti siciliani, e anche una meravigliosissima tonda iblea durante la cottura e anche alla fine. E anche alla fine, perché la tonda iblea in particolare è un olio che si presta molto anche durante la cottura perché ha un punto fumo molto alto, e quindi il problema della tossina della croilina, arriviamo a temperature alte, in teoria potremmo anche friggere con la tonda iblea. Quindi è un piatto sano, quindi lo possiamo utilizzare per soffriggere, lo possiamo utilizzare per cuocere, ma non deve mancare sicuramente alla fine, perché rilascia quegli aromi particolari che è un tipo di oliva che cresce a 600 metri dal livello del mare, e quindi dà delle note aromatiche preziose. Che sono agrumi, richiamano la Sicilia, il pomodoro verde, l'erba tagliata e così via. Avete preparato poi una caponata di lambuca, da quello che ho capito. Una caponata rivisitata pensando come poteva essere la ricetta dell'Ottocento, che doveva esserci il capone. Il capone in Sicilia non è altro che la lambuca, il capone è il pesce più grande che entra nel Mediterraneo per deporre le uova e poi magari rimane. Senti, io ho visto la cipolla di Giarratana, la carota IGP di Ispica, Esatto. Forse non ho visto le melanzane. Non ci sono le melanzane perché è un piatto rivisitato, quindi c'è la storia che si racconta, a parte non sappiamo se è leggenda, che una volta gli aristocratici mangiavano questo piatto con la lambuca, invece oggi i poveri hanno cambiato questo piatto mettendo la melanzana. Ho visto anche il pane. E il pane per completare, perché il pane è un simbolo religioso, un simbolo culturale, un simbolo per tutto, è la nostra dieta, fortemente evocativo per la nostra è la terra. base ovviamente della dieta mediterranea. Giovanni, grazie infinite, in bocca al lupo, abbraccia i tuoi ragazzi fantastici, e la puntata di oggi di Isola Verde ovviamente continua. La nostra conversazione oggi qui all'interno dell'Expo in occasione del G7 non può assolutamente derogare dal vino siciliano buono, e incontro Riccardo Vella, che è il direttore amministrativo di Casa Grazia. Intanto cominciamo parlando di questa grande occasione, G7, Expo Alimentare, una grande occasione per tutti i produttori siciliani, Riccardo. Assolutamente, dici bene Ruggero, una grande occasione, una grande vetrina per tutti i prodotti siciliani, e non potevamo non essere presenti come azienda, perché quotidianamente il nostro lavoro appunto è quello di essere ambasciatori del nostro territorio nel mondo. Oggi abbiamo la fortuna che il mondo è concentrato qui. Questa è una grande fortuna e anche una rarità che il mondo arrivi nella nostra terra e ci venga a trovare. Esatto. Che stagione, che annata possiamo aspettarci quest'anno? Sarà un'annata impegnativa, perché le difficoltà che tutti noi sappiamo, dettate anche dalle condizioni meteorologiche, però non ci abbattiamo. Quindi abbiamo le idee chiare, quindi cercare di conquistare più mercati e condividere il forziere di unicità del nostro territorio, che la Sicilia ha tanto da raccontare. Sono pienamente d'accordo, tra l'altro parliamo di un'azienda grande, prestigiosa, in quanti ettari vi estendete? Beh, l'azienda gode di una proprietà che non conosce confini, siamo a 600 ettari oltre, ma soprattutto cerchiamo di essere espressioni del nostro terroir, prodotti autoctoni, e pur avendo una grande capacità produttiva non dimentichiamo mai di avere un'impronta di boutique proprio a beneficio della qualità,
perché la Sicilia va conosciuta così, va raccontata per questo suo forziere di unicità. Ecco perché siete riconosciuti, riconoscibili, apprezzati in tutto il mondo e appunto tra i prodotti siciliani dai quali dobbiamo ripartire, rilanciare la nostra immagine, il vino senza ombra di dubbio fa la parte del leone. Grazie Riccardo, grazie Il infinite. mondo chiede della Sicilia e È tutti i vero. siciliani facciamo squadra. E la Sicilia risponde e la puntata di oggi di Isola Verde continua. All'ombra di un ulivo, e devo dirvi, visto l'orario, è necessario, parliamo di olio, non possiamo non parlare del meraviglioso olio siciliano e lo facciamo in compagnia del vicepresidente del consorzio DOP Montiblei, lui è il dottor Salvatore Cutrera. Benvenuto dottore, grazie per questa sua presenza a Isola Verde. Diciamo ai siciliani alla fine può mancare un po' tutto quando siamo a tavola, ma non deve mai mancare un po' di olio magari sul nostro pane e per noi il pranzo e la cena sono fatti. L'olio della DOP Montiblei viene esportato in più di 55 paesi nel mondo, quindi siamo un consorzio che ha fatto la storia in Italia, perché molte volte si parla più dei consorzi del nord, tipo Brisighella o quant'altro, quando abbiamo una perla che è tutta siciliana e tutta, posso dire, di questo angolo della Sicilia, che è un piccolo consorzio che raggruppa più 100-150 soci più o meno, ci saranno una quarantina di etichette e quindi siamo riusciti a creare tendenza. Oggi la DOP Montiblei non può mancare in nessun ristorante stellato nel mondo, quindi siamo riusciti a portare la nostra Sicilia nel mondo. Che bello, in questo momento, come dicevamo prima, il mondo è in Sicilia, l'attenzione sulla Sicilia e soprattutto è molto bello perché grazie ad esempio a chi come lui lavora in Sicilia finalmente ci siamo accorti che in Sicilia si fa l'olio buono. Per tanto tempo siamo stati convinti che gli oli buoni fossero soltanto quelli toscani e quasi che in Sicilia l'olio non venisse neanche prodotto. Invece in Sicilia si produce tanto olio buono e da un po' di anni a questa parte, mi corregga se sbaglio dottore, per fortuna c'è un'inversione di tendenza anche nella comunicazione di quello che facciamo, cioè lo raccontiamo e raccontiamo che lo facciamo bene. Allora, in realtà non si è mai profeti in patria, no? Stranamente la Montiblei fino a qualche anno fa si esportava quasi totalmente. Ora negli ultimi anni in realtà anche il consumatore siciliano inizia a capire cosa vuol dire qualità, e quindi c'è una cultura che cresce sempre in più e quindi secondo me il mercato siciliano oggi può diventare anche un'opportunità per le aziende del nostro consorzio. Io la ringrazio, auguro buon lavoro a lei, a tutti i consorziati e vi ricordo che la puntata di oggi di Isola Verde, speciale G7, continua. È una passeggiata formidabile quella che sto facendo oggi, ma non solo perché guardo, ma perché sento i profumi, perché sto assaggiando e ovviamente quando parliamo di grandi prodotti siciliani non possiamo non parlare del fico d'India, DOP dell'Etna e in questo caso abbiamo chi ci racconterà questa epopea che è la dottoressa Sara Bua, che è la presidente del consorzio fico d'India DOP dell'Etna. Intanto grazie per il tempo che ci dedica. Grazie a voi, è un piacere vedervi in questa splendida cornice di Siracusa. Presidente, mi diceva prima una cosa bellissima, non appena qui si apre, si taglia il primo fico d'India, arrivano centinaia di persone. Centinaia di persone. Per noi è un orgoglio, se non è un piacere immenso vedere come le persone appunto ci raggiungono e ci guardano chiedendoci di sbucciare un fico d'India e vedere non solo come si sbuccia, perché comunque siamo in Sicilia, qui ovviamente tutti sanno. Noi li sappiamo sbucciare. Sanno come si sbuccia, esatto. È splendido perché è un prodotto che negli anni sta incontrando sicuramente un grande apprezzamento da parte di non solo dei consumatori siciliani, ma anche da parte di consumatori. Sta conquistando il resto d'Italia e del mondo. E dell'Europa, assolutamente. Ci arrivano sempre più richieste dal nord Europa e sempre più sono le persone che apprezzano le qualità organolettiche del fico d'India, dell'Etna DOP in particolare, e che ne riconoscono le proprietà benefiche per la salute. Ecco, quali sono proprio le proprietà tipiche del fico d'India dell'Etna? Il fico d'India dell'Etna sicuramente, grazie al suolo vulcanico sul quale cresce, beneficia di molti minerali, quindi è ricchissimo di magnesio, è tra i prodotti più ricchi di magnesio, tra i frutti più ricchi di magnesio. Poi sicuramente il suo alto potere antiossidanti.
antiossidante, è veramente benefico per il nostro organismo, è anche ricco di prebiotici e le sue fibre solubili ci aiutano a mantenere un corretto funzionamento del nostro è una panacea per la salute. Assolutamente. Qual è la differenza, se ci sono differenze, ma penso di sì, tra i colori del figo d'India? Cioè il figo d'India bianco rispetto al rosso, rispetto al giallo o al verde, anche delle differenze organolettiche? Sì, allora abbiamo da disciplinare. Il figo d'India dell'Etna DOP viene distinto in 3 varietà in base al colore della polpa e della buccia. Abbiamo la varietà bianca, detta anche muscaredda, che è la più pregiata, quella che noi comunque è più identificativa del territorio dell'Etna, che appunto qui è molto ben riconosciuta, all'estero anche in altre regioni d'Italia cerchiamo di sottolineare il messaggio che non è un prodotto poco maturo, ma è proprio una varietà a sé. Poi abbiamo la rossa, detta anche sanguigna, che invece ha una consistenza un po' più friabile e anche leggermente meno semi, e chiaramente è quella che cattura di più l'occhio. E poi la gialla, la varietà gialla, tra le più apprezzate perché ha dei gusti molto più dolci e anche lì con una polpa più friabile e questo colore molto, come dire, arancio, giallo-arancio. Quindi le sfumature di gusto e di consistenza variano ovviamente anche in base al periodo della stagione, e lì quindi consigliamo di assaggiarle tutte e 3 Assolutamente. e provare le differenze. Anche perché sono un'infinità i prodotti derivati dal figo d'India, dalle marmellate ai rosoli, a tutto quello che rende questo prodotto, questo frutto unico e veramente straordinario. Prima di salutarla le chiedo, è una grande occasione, questo Expo è una grande occasione per la Sicilia, per i siciliani, ma soprattutto per i nostri prodotti, per i nostri tesori. Assolutamente, è una bellissima vetrina, ci troviamo in un luogo splendido che accoglierà adesso nei prossimi giorni veramente leader da tutte le nazioni interessate, e sicuramente per noi riuscire a creare un dialogo, a raccontare i nostri prodotti in ogni occasione possibile è sempre un momento importante. Allora c'è una sfida, io intanto ringrazio la dottoressa Bua per la sua disponibilità e tra un po' sbucceremo il figo d'India davanti alle telecamere e lo farò io. Quindi vediamo se sono in grado, restate con noi, il racconto di Isola Verde ovviamente continua. Per garanzia, ma soprattutto della dottoressa, io inforco i miei occhiali, altrimenti rischiamo che non si veda nulla. Proviamo, lei mi corregge, dove vuole, come vuole. Posso scegliere questo? Perfetto, E allora prendiamo una bella questo. rossa. Vi dico che ovviamente questo lo tocco perché già è spinato, ma diciamo ai bimbi a casa di stare sempre attenti. L'importante è sciacquarli velocemente sotto l'acqua una Ecco, volta, fatto. anche un po' più su. Ok, andiamo, uno. Tagliamo le estremità. Giriamo, qua va bene? Sì. Andiamo qui. Poi incidiamo la Adesso polpa. sogno di essere un chirurgo, apriamo da qui, adesso vedrete come magicamente, Si separa. ecco, Che meraviglia. ecco. Questa è una bomba di antiossidanti. Non ci credevano, non ci credevate che ci riuscissi, invece ce l'abbiamo fatta e questo è veramente oro siciliano, questo è il nostro figo d'India, quello DOP dell'Etna. Dottoressa Grazie. Bua, grazie infinite, buon lavoro, auguri al consorzio e viva la Grazie, Sicilia! Grazie mille. Anche le mandorle siciliane, che sono un altro tesoro della nostra terra, non potevano mancare all'interno di questa Expo e oggi siamo con Tiziana Costa che rappresenta il consorzio della mandorla diavola. Tiziana, benvenuta. La mandorla diavola che ha una caratteristica, ce ne accorgiamo immediatamente, la mandorla pizzuta. Assolutamente sì, la mandorla pizzuta è una mandorla che cresce solo nel nostro territorio, già ve l'ha fatta vedere. Ha una forma particolare perché è piatta e a punta. È una mandorla che ha un guscio particolarmente duro, quindi non permette la permeazione delle aflatossine. Chiaramente così adesso la vediamo con il guscio puro, ma si presenta così con il suo cappottino, io lo chiamo, no? Il cappottino della mandorla, quindi quando noi andiamo a raccoglierla la troviamo in quel modo. Esattamente, poi viene sgusciata, chiaramente rimane lo scrigno protettivo del frutto
e all'interno poi troveremo un frutto particolarmente piatto e sottile che è adatto all'altissima confetteria. Noi ci possiamo vantare del fatto che la nostra mandorla è stata utilizzata per i confetti di William & Kate. Avete capito? Cioè Quindi- William e Kate sono sposati e hanno usato la mandorla pizzuta di Avola. E da quanto tempo esiste il consorzio, Tiziana? Allora, il consorzio esiste all'incirca dal 2000, poi chiaramente il nostro direttore è il signor Corrado Bellia, che è anche produttore dell'Avola Rum. Io purtroppo oggi non ve l'ho potuto fare conoscere, però spero che avrete modo di conoscerlo. Si occupa proprio della promozione di tutta la mandorla siciliana, tra cui anche la fascionello e la romana. Ecco, perché le mandorle siciliane in realtà sono tre, mi ha Sì, insegnato anche questo. quelle importanti sono tre, sono la fascionello, la romana e poi E la c'è la pizzuta. pizzuta che è l'eccellenza. Fascionello e romana vengono usate più in pasticceria, Ok. la pizzuta proprio nella confetteria perché appunto ha la forma che permette un confetto perfetto. Tiziana, grazie veramente, adesso a noi non resta che andare ad assaggiare la mandorla pizzuta di Avola e ovviamente il racconto di Isola Verde continua, restate con me. Ed eccoci qui a conoscere un altro direttore, un altro consorzio che rende grandi prodotti siciliani. Parliamo in questo caso del pistacchio di Raffadali e proprio Salvatore Gaziano è il direttore del consorzio per la tutela del pistacchio di Raffadali. E direttore, intanto grazie per il tempo che ci dedichi e ti chiedo immediatamente quali sono le caratteristiche tipiche, organolettiche del pistacchio di Raffadali. Grazie a voi per lo spazio che ci dedicate, perché noi siamo un consorzio giovane, siamo stati riconosciuti DOP dalla Comunità Europea nel 2021, nel marzo 2021. Un prodotto che è unico perché si caratterizza prevalentemente per il terreno su cui cresce, in un areale che non è solo Raffadali ha la denominazione, ma tutti i comuni. 31 comuni mi dicevi. Comuni confinanti, è un terreno che è un terreno calcareo, quindi rispetto agli altri pistacchi e questa caratteristica dà al frutto una particolare unicità. Una delle caratteristiche principali è la elevata resenoli, che dà al frutto anche una caratteristica importante, perché gli oli del pistacchio, i grassi del pistacchio sono essenziali e danno molto valore al frutto. Infatti nella pasticceria o nella cucina in generale è molto apprezzato, ma soprattutto anche dal punto di vista salutistico è un prodotto che ovviamente ha benefici incredibili su tutti i consumatori. Mi dicevi prima che la raccolta del pistacchio di Raffadali avviene ogni anno, quindi ogni anno, anche grazie al fatto che comunque sono terreni più facilmente accessibili, è possibile capire da che parte della pianta raccogliere e che parte della pianta invece preservare per la raccolta dell'anno successivo. Sì, la mano dell'uomo nel nostro pistacchio è molto più evidente, perché comunque sono terreni raggiungibili, quindi questo dà una particolare possibilità alla pianta, ma all'agricoltore nella fase della potatura soprattutto, decide quale parte della pianta renderla produttiva per l'anno successivo, e quindi questo garantisce una maggiore stabilità nella produzione. Ovviamente nel ciclo dei 2 anni nel nostro disciplinare è previsto un quantitativo massimo di produzione, però questa è un'altra delle caratteristiche del nostro prodotto, che ovviamente viene anche nella fase del confezionamento maggiormente tutelato, perché abbiamo scelto come consorzio di avviare con il nostro organismo di certificazione una particolare procedura di certificazione con il rilascio di un QR code, quindi è possibile riconoscere il nostro pistacchio grazie a questo QR code, e nel prossimo mese andremo a stipulare un accordo con il Poligrafico dello Stato, per cui il pistacchio di Raffadali sarà il primo frutto, la prima frutta in guscio in Europa ad avere anche il protocollo digitale che sarà messo nelle nostre confezioni, per cui sarà un prodotto al 100% tracciato dal produttore. Garanzia al 100% Sì. per il consumatore finale. Tra l'altro vanno fatti i complimenti agli amici del consorzio, che per quanto giovane di anno in anno ha sempre avuto un trend di crescita particolarmente importante, quindi questo vuol dire che state lavorando molto bene. E mi piace anche sottolineare che questa occasione di questa Expo per il G7 qui a Ortigia a Siracusa diventa anche motivo di collaborazioni. Voi ad esempio avete instaurato una collaborazione molto bella e anche molto gustosa con il cioccolato di Modica, perché è arrivato fuori un couscous con il pistacchio di Raffadali e il cioccolato di Modica. Sì, alcuni anni fa era un fidanzamento ufficiale, ormai ci siamo sposati, è un matrimonio.
per cui molti dei nostri eventi di promozione, perché il consorzio oltre a fare tutela fa promozione, sono fatti ormai diciamo in accordo con il cioccolato di Modica, un prodotto sicuramente molto più conosciuto rispetto a noi, però comunque si coniuga bene al nostro pistacchio e quindi è un onore per noi portare avanti tutte queste iniziative assieme al cioccolato di Modica e GP. Direttore, grazie, in bocca al lupo. Quindi abbiamo scoperto qualcosa in più anche su questo altro prodotto formidabile della nostra terra, il pistacchio DOP di Raffadali, e il racconto di Isola Verde continua. I documenti ci testimoniano che già dal 1746 addirittura esistevano i cioccolatieri, coloro che lavoravano la cioccolata a Modica, e ovviamente noi però cerchiamo testimonianze reali, abbiamo la prova, e a darci questa prova è proprio il direttore del consorzio del cioccolato di Modica, che è Nino Scivoletto. Direttore, benvenuto a Isola Verde. Grazie dell'accoglienza in questa bellissima trasmissione. 1746, quindi parliamo di storia ma con grande attenzione alla contemporaneità e al futuro. Perché vedi, è stato necessario fare un passo indietro, ricercare negli archivi storici, perché un prodotto diventa IGP nella misura in cui riesce a dimostrare il legame storico del territorio con il prodotto, e non sulla base di enunciazioni, sulla base di prove documentali certe. Abbiamo la testimonianza delle carte dei Grimaldi, cioè dire la prima famiglia aristocratica della Sicilia orientale, che era appunto Modica, una contea spagnola. Ecco perché si è radicato a Modica e non in un'altra città siciliana questa tecnica di lavorazione. Importano quindi con una sorta di affiliazione tra gli chef della nostra aristocrazia e quelli della casa spagnola, e quindi arriva qui non solo questo prodotto, poi tu sai anche che arriva anche la impanatiglia, quel famoso cioccolato a base di carne e di cioccolato di Modica, per dire quindi queste contaminazioni che hanno consentito a questo prodotto di diventare GP, ma solo perché siamo riusciti a dimostrarlo da un punto di vista documentale. Perché quindi la storia, i fatti, i documenti ce lo testimoniano, e ce ne danno prova. È molto bello parlare di storia, poi girarci dall'altro lato e vedere che oggi il cioccolato viene lavorato dai giovani. Come no, Questo significa prospettiva. Come no, difatti noi da 12 anni io dirigo questo consorzio. La prima opzione, la prima scelta è stata quella di avvalerci dell'Istituto Principe Grimaldi di Modica per un sostegno alle attività promozionali e alla narrazione del cioccolato. Quindi abbiamo formato questi giovani di anno in anno, sono loro a gestire il laboratorio permanente a Ciocomodica ogni anno, ma sono loro ad accompagnarci al G7 di Taormina, per intenderci, all'Expo di Milano, qui al G7, dove il laboratorio è in mano ai giovani. Già alcuni di questi giovani sono già produttori di cioccolato di Modica, quindi siamo passati dalle 4 aziende che nel 92-93 facevano il cioccolato a Modica, oltre a tutte le famiglie che se lo facevano in casa, alle 24 aziende di oggi. Siamo passati da una produzione di 350.000 barrette a quelle a 31 dicembre 2023 di 5 milioni di barrette. Il prodotto ha rappresentato un miracolo per la città. Oggi la città di Modica vanta un numero consistente di strutture ricettive. Quando io ho cominciato a fare questo lavoro erano 37 strutture ricettive, oggi sono 740. Quindi il cioccolato è diventato occasione di sviluppo economico. Ma tu sai che c'è ovviamente un turismo gastronomico che sta prendendo piede in tutto il paese, per intenderci. C'è la Garibaldi che lo studia e lo insegna nelle università più importanti, a Bergamo principalmente. Noi siamo una delle dimostrazioni. Noi siamo un territorio che è cresciuto attorno al cioccolato. Direttore, le chiedo, quali sono le nuove scommesse, le nuove sfide da affrontare adesso, 2024, 2025? È una bellissima domanda. Oggi il settore del cioccolato in generale vive una crisi determinata dalla elevazione troppo massiccia del costo del cacao, che è cresciuto del 250%. Allora il ragionamento che abbiamo fatto noi del consorzio e l'indicazione che ho data io come direttore è quella di fare un passo indietro, di tornare al 1746. Allora le fave di cacao arrivavano al porto di Palermo e
i corrieri di allora, che erano i bordonari a bordo dei muli, attraversavano la dorsale nissena e apportavano le fave qui, qui venivano tostate, venivano lavorate e si faceva il cioccolato. Allora la scommessa è quella di avere avviato già da un anno una serie di accordi internazionali con l'Indonesia, con la Costa d'Avorio, con la Costa Rica, e con questi 3 paesi e ad alcune cooperative che stiamo noi stessi assistendo perché si costituiscano, arrivare ad importare direttamente le fave di cacao. Oggi qui siamo stati ospiti del nostro consorzio sia il pistacchio di Raffadali, con il quale siamo andati a nozze. Lo sappiamo, c'è stato un fidanzamento ufficiale che poi è diventato matrimonio. Con l'arancia di Ribera che è semipentita, ma stiamo cercando di riportarla nell'alveo, ma con la nuova novità che è nata oggi, e cioè dire l'accordo con i produttori della nocciola dell'Etna. Questa è la novità. Che bello. La novità assoluta è questa. Abbiamo lavorato sempre con la nocciola del Piemonte, IGP. Ora sappiamo che c'è in corso un progetto di consorzio per la valorizzazione della nocciola dell'Etna. Abbiamo subito chiamato il presidente. Oggi sono stati qui tutti i sindaci del territorio che costituiscono come dire, l'areale dove nasce questa meravigliosa nocciola. Da domani in poi noi qui produrremo cioccolato con la nocciola dell'Etna. Credo che è questa la sinergia che deve realizzarsi fra le imprese siciliane. Non a caso abbiamo concorso come consorzio prima e anche come alberghiero dopo alla elaborazione del progetto di Sicilia gastronomica europea. Oggi nella sostanza il 2025 vede la Sicilia come regione gastronomica europea, è un successo che appartiene anche un po' a noi. Ma grazie veramente direttore, tra l'altro vedete come poi la bontà, la qualità del prodotto siciliano fa rete e anche geograficamente unisce. Noi ovviamente vi diamo appuntamento anche a Ciocomodica con Isola Verde, intanto ringrazio il direttore per la sua disponibilità. Sì, ma no, c'è una cosa che devo ancora fare, perché lo meritate. Cioè dire, voglio donarvi la barretta che è stata fatta appositamente per il G7, per intenderci. Quindi è celebrativa questa? È celebrativa, è destinata ai ministri e ai capi di Stato dei paesi africani ospiti. Però ecco, alle persone care, alle persone eccellenti come voi, era giusto che venga donata. Ma grazie direttore, grazie infinite. Grazie allora, barretta anche per Isola Verde, la puntata di oggi continua, restate con me. Con lo chef Antonino Di Carlo e con Gloria, a questo punto noi non parleremo di pasticceria assolutamente, stiamo parlando di geografia, perché chef, proprio davanti a noi abbiamo l'unione di tanti territori siciliani apparentemente diversissimi tra loro, ma invece in questo couscous, come ci hanno raccontato anche prima, troviamo il cioccolato di Modica, il pistacchio di Raffadali, andiamo sull'Etna con le nocciole, ma poi hai utilizzato anche altri prodotti che parlano siciliano, a partire dal passito, dal moscato, insomma questa è una cartina geografica della Sicilia. Oggi vi raccontiamo la storia di un dolce molto antico che è stato inventato dalle suore del convento di Santo Spirito di Agrigento. Noi abbiamo provato a interpretare questo storico dolce, oltre a farlo conoscere, a farlo preparato con tutti gli ingredienti siciliani d'eccellenza, come il cioccolato di Modica, il pistacchio di Raffadali DOP e le nocciole dell'Etna. Adesso Gloria lo sta andando a decorare con i pistacchi, andiamo a dare una forma particolare per dargli oltre l'aspetto. Quindi anche l'occhio vuole la sua parte. Soprattutto. Ma tu mi dicevi, allora la preparazione del couscous è comunque una preparazione usuale, quindi sgrani il couscous e in questo caso mi dicevi aggiungi dello sciroppo di zucchero? Sì, preparo uno sciroppo di zucchero aromatizzato agli agrumi, mettiamo anche un po' di miele, un po' di passito e poi lo andiamo a far riposare un pochettino in modo tale che il couscous assorbe tutto questo odore. E poi alla fine mettiamo tutta la frutta secca tostata, la mettiamo alla fine perché gli dà quella nota croccante e aromatica particolare del tostato. Quando uno assaggia questo tipo di dolce fa un viaggio nella nostra terra, è un'esplosione di gusti dal cioccolato di Modica che conferisce un aroma molto particolare, oltre ai profumi, alla croccantezza, quel granulosità di zucchero dà una nota in più. Il pistacchio pure che
è pieno di grassi, si presta molto bene per le preparazioni sia dolce che salato. Certo. In questo caso noi l'abbiamo utilizzato tantissimo perché dà anche quella sostanza un po' grassa che ci serve per dare un po' di di spinta, ma anche per amalgamare il Sì, tutto. sì. È molto bello anche che ci siano le nocciole dell'Etna. Questo Sì, vuol dire sì. che tutta la geografia siciliana è messa all'interno di questa meravigliosa pietanza. Esatto, cerchiamo di promuovere la nostra terra in modo tale che anche i nostri giovani possano, insomma, investire nel territorio. Che è cosa fondamentale, dobbiamo crederci sulle nostre terre, sulla nostra terra, sulle nostre pietre, e nel frattempo io veramente vi prego di andare a guardare con dettaglio come viene anche con grande abilità da Gloria sistemata questa frutta che è straordinaria, anche Sì, questo è un la capolavoro zuccata. assolutamente siciliano, la zuccata siciliana, anche questa qui nata nei conventi, questo raccontano le leggende. Sì, difatti all'inizio non esistevano le pasticcerie, i dolci venivano creati nei conventi, poi con il tempo sono nate varie, cioè si è tramandata nelle pasticcerie. La leggenda racconta che in un convento siciliano doveva arrivare un ospite molto importante e quel giorno le monache che dovevano preparare il dolce per un problema e non potevano preparare il dolce. A quel punto una delle monache, siccome c'era un giardino con tantissimi frutti, pensò bene di andare a raccogliere questa frutta e di avviare proprio la tradizione della zuccata, e quindi da lì poi queste sono leggende. Però diciamo che da lì noi oggi siamo i beneficiari di questi prodotti veramente straordinari. Devo dire, a guardarlo poi alla fine il risultato sembra, fammi passare il termine, quello di una castata siciliana, visto con poca attenzione. In realtà è couscous. È un couscous, però l'estetica gliel'abbiamo dato, è un incrocio tra la cassata siciliana e una greca, un mosaico greco, fatto con i frutti secchi. Io voglio ringraziare ancora una volta il nostro amico chef, voglio ringraziare Gloria. Noi ovviamente continuiamo a guardare la preparazione, ma vi ricordo che la puntata di oggi di Isola Verde speciale G7 continua. Termina così il racconto di oggi in questo speciale Divinazione Expo 2024 in occasione del G7 qui a Ortigia, a Siracusa. Abbiamo scoperto ancora una volta come la Sicilia ha tanto da raccontare, la Sicilia ha tantissimo da dire attraverso i suoi produttori, le famiglie siciliane di produttori, e attraverso questi prodotti straordinari che anche oggi vi abbiamo raccontato in tutta la loro straordinaria magnificenza. Voi ovviamente non perdete l'occasione di seguirci su Antenna Sicilia, su Telecolor, su Sicilia Play e ovviamente attraverso tutti i nostri social. Per il momento termina qui la puntata, ma non dimenticate che il racconto di Isola Verde continua. Alla prossima!